Buongiorno a tutti e bentornati a Valgrande. Oggi mi trovo qua nella mia cucina che occasionalmente diventa anche il nostro laboratorio. Sì, perché è qui dentro che io creo le mie confetture da proporre ai nostri ospiti non solo a coloro che si fermano per la colazione mattutina, ma anche per i nostri ospiti che vengono a trovarci per approfittare dei nostri pranzi e delle nostre cene. Infatti in questo particolare periodo dell'anno si possono preparare le confetture che poi utilizzeremo per i tempi futuri, però è piacevole adesso comporre le nostre marmellate con frutta diversa. Pensate infatti che in questo periodo sto preparando una confettura con melone e pesche, oppure sto preparando la confettura con i fichi aromatizzata con qualche buccia di limone, o sto preparando anche la confettura con le prugne rosse, perfetta per le nostre crostate. Infatti le crostate noi le andremo a proporre a fine pasto, dopo le nostre proposte, quelle salate, dopo i nostri piatti con i bigoli fatti in casa piuttosto che con le fettuccine. I nostri pranzi e le nostre cene si concludono con i dolci fatti in casa, che in questo periodo appunto sono le crostate con le confetture realizzate da noi. Se siete curiosi di assaggiare i nostri dolci, ma non solo, io vi invito a venirci a trovare, e lo potrete fare sempre rispettando la solita modalità, quindi prenotando il vostro tavolo attraverso i contatti che potrete trovare tra le pagine social o tra le pagine del nostro sito. Per il momento io continuo a lavorare la mia frutta e vi auguro una buona settimana. Ciao!